Buongiorno e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con A Voi la Linea. Apriamo questa edizione con le immagini della vittoria della UEB Gestecco di Cividale che dopo aver battuto Vigevano approda in A2. Una festa iniziata sul campo e durata tutta la notte. 3 anni fa tutto questo non esisteva, adesso sei qua con la Coppa, 2 anni fa, e questa Coppa adesso ce l'hai in mano, cosa provi? È meritata, credo che sia meritata, un progetto bellissimo, genuino, spontaneo, nato contro nessuno, solo a favore della gente, dei ragazzi, degli sponsor, dei tifosi, delle istituzioni, si è sviluppato in maniera spontanea. Oggi abbiamo vinto come potevo solo sognare, con il trionfo, la squadra ha giocato benissimo. A gara 5, in rimonta. In casa con 2800 persone. Come una bella favola. È una bella favola che mi ripaga di una vita dedicata alla pallacanestro. Vivo per queste cose qua. Di tanti sassolini anche che hai dovuto buttare giù. Ho subito di tutto questi 2 anni. Non credo che me lo meritavo. Quando non ho mai reagito, ho pensato solamente a noi e allargare questa base, a non cadere in provocazioni, a non volere togliermi, cioè non ero io il protagonista sono loro. Io sono semplicemente un appassionato che mette a disposizione la sua competenza, il suo amore per il basket e soprattutto un grande, incredibile amore per il territorio. Ma con questa ci vai a dormire stasera? Penso di sì, forse la do ad Adriano, perché senza di lui non ci sarebbe stato tutto questo. Adriano e tutti i nostri sponsor. È una meraviglia, guarda che ce lo tocca questo progetto perché è bellissimo. È come lo sognavo. E l'anno prossimo? Proviamo ad andare a 1. Tu sei un uomo di basket che hai vissuto da tutte le parti d'Italia. A vincerla così è un altro sapore però, Vincere così è bellissimo, le vittorie sono tutte qualcosa di speciale, qualcosa di unico e questa è stata unica se si pensa che veniamo da 2 anni di pandemia, dove in un posto completamente nuovo, dove era anche difficile far innamorare la gente perché non si potevano vedere. Appena si è aperto, si è arrivati a questo spettacolo, è un privilegio davvero, è bellissimo vincere, poi è chiaro che è la bella ciliegina sulla torta. Già partecipare con questo calore è tanto, vincere è qualcosa di meraviglioso e sono molto contento. Cioè stiamo parlando di una città come Cividale, 10-11 mila abitanti, 2800 persone qui allo stadio e l'anno prossimo la 2. L'anno prossimo la 2, l'ho già detto, è il capolavoro di Davide Mikalic, questo è il vero trionfatore della giornata, delle annate, perché noi siamo andati tutti a ruota sua, ci ha scelti, ci ha messi qui, e ci ha supportato e ha creato questo ambiente, quindi bellissimo. C'è stato un momento in cui hai pensato ce la facciamo durante il campionato? A 1 minuto dalla fine della partita di oggi. Cosa provi adesso? Ma è difficilissimo veramente esprimere questo in parole. Abbiamo fatto 4 finali in 2 anni. Quest'anno l'ultima è andata bene, che era quello che contava. Quindi pure il capitano, è veramente difficile, è un onore, un orgoglio. Però abbiamo lavorato veramente tanto, quindi credo che ce lo siamo meritati. Forse ce lo meritavamo anche prima, magari qualche altra finale, però questa è quella che contava di più, quindi va bene così. Lei è alzata da capitano questa Coppa? Questa l'ho alzata da capitano, la prima, e emozioni che rimarranno veramente per tutta la vita, non mi scorderò mai. Incredibile, è una cosa fantastica, tutto questo è incredibile. Vedere la passione con quale sono venuti tutti in questi ultimi tempi al palazzetto ci riempie il cuore e ci dà la fiducia per andare in questa Serie A tanto ammirata che speriamo di potercela meritare di nuovamente. 2800 persone oggi, Una cosa incredibile, veramente bello perché questi vengono da tutte le valli di Natisone, Cividale, Udine, Corno di Rosato, quindi è proprio tutto il territorio, questa è la cosa che ci fa più passione. E l'anno prossimo Gestecco in A2. Gestecco in A2. Uno dei primi centri estivi attivati a Udine è quello gestito dalla Ludoteca ai Giardini del Torso, che attualmente ospita una trentina di ragazzi tra gli 11 e i 14 anni, tra di loro anche bambini fuggiti dalla guerra in Ucraina. Un modo costruttivo per occupare un parco che si trova proprio nel cuore di Udine, i Giardini del Torso,
dedicandoli al tempo libero dei ragazzi. Stiamo parlando del centro ricreativo estivo organizzato dal Comune di Udine attraverso la ludoteca. Attualmente il servizio è partito da qualche giorno, attualmente è frequentato da una trentina di ragazzi dagli 11 ai 14 anni. Ne parliamo con Antonio Morittu. È un parco che ospita la ludoteca, già è stato ristrutturato a suo tempo in maniera tale da ospitare anche proprio dei giochi per terra, quindi all'aperto, e quindi è un parco già che ha una sua filosofia, un suo perché, è già dedicato in una certa direzione. Tra l'altro va sottolineato che qui al centro ricreativo estivo ci sono bambini udinesi, ma ci sono anche bambini che arrivano da fuori, che sono ospitati in questo periodo a Udine. Beh sì, ovviamente la situazione politica internazionale fa sì che, sappiamo, c'è stata un'accoglienza specificatamente poi con bambini che derivano dall'Ucraina. Anche noi abbiamo bambini che vengono da quel posto, e come le scuole, come la ludoteca ha ospitato spesso anche gruppi di bambini che sono venuti a giocare con noi, di mamme che sono venute a giocare con i loro bambini. Anche oggi, anche adesso durante il centro estivo ci sono bambini che sono venuti da pochi mesi, che però stanno già iniziando a orientarsi un po' con l'inglese, un po' con la voglia proprio di imparare l'italiano, insomma ci si capisce, si trovano i punti di contatto. Il gioco è uno strumento eccezionale per questo motivo qui anche, no? Perché crea punti di contatto, crea legami e quindi crea la possibilità di comunicare. In caso di maltempo c'è anche una parte al coperto, dove lì ci sono ancora delle questioni da risolvere. Noi tecnicamente, se dovessimo giocare all'interno della ludoteca, dovremmo portare tutti quanti la mascherina, che è una cosa che così acquisisce un senso di un certo tipo nel momento in cui uno pensa che la ludoteca, che ha chiuso l'11 di giugno, in ludoteca non si usava la mascherina a quell'epoca perché non c'era più motivo di usarla, perché la normativa diceva che in quell'occasione lì, in quel tipo di attività lì, non serviva usare la mascherina. E qui al centro estivo invece è rimasto ancora l'obbligo della mascherina nelle attività al chiuso. Lascio a voi il senso di tirare il senso di questa situazione. Però mi diceva che i ragazzi alla mascherina sono ormai abituati, perché anche in questi 2 anni, no, di Covid la ludoteca ha sempre funzionato, perlomeno il centro estivo. Allora, il centro estivo sicuramente, la cosa che fa sorridere è che appunto magari noi la pensiamo diversamente, ma in realtà i ragazzi, purtroppo o per fortuna, dipende dai punti di vista, ma sono molto bravi ormai nella loro gestione. Vanno in autobus, non c'è bisogno che noi ripetiamo di usare la mascherina, loro entrano, prima di entrare in autobus sono già pronti con la loro mascherina, non c'è bisogno di dirglielo, cioè hanno già un'idea di un certo tipo, usano il gel spesso e volentieri, quindi diciamo che ecco, magari uno si aspetterebbe che dovessimo stare lì invece no, loro sono molto bravi. Siamo stati molto fortunati questi 2 anni, nonostante tutto quello che è successo, ad aver avuto la possibilità di organizzare, e anche le capacità e la bravura di chi ha organizzato i centri estivi nonostante appunto le grosse difficoltà. Ecco, però questo centro estivo è stato sicuramente importante, proprio per il tipo di ambiente, per il tipo di gioco, a maggior ragione in questo periodo. Bene, ringraziamo il responsabile del centro ricreativo della ludoteca qui al Giardino del Torso e restituisco la linea allo studio. Il focus sulle esperienze della Caritas nel mondo, previsto per domani a partire dalle 17 in Sala Paolino d'Aquileia a Udine, è stato anticipato da una visita di alcuni partecipanti al Civiforum di Cividale guidati dal rappresentante della Caritas di Udine, Don Luigi Gloazzo. Un'occasione per parlare di pace, un'occasione per confrontarsi sul tema, può la cooperazione creare ponti per costruire la pace. L'appuntamento è per domani alle 17 in Sala Paolino d'Aquileia in via Treppo a Udine, organizzato dalla Caritas. Questo evento, un evento che
ha richiamato praticamente rappresentanti di Caritas da diversi paesi. Certo, i paesi con cui siamo in una relazione stretta di collaborazione, di partenariato, di cooperazione internazionale o di cooperazione tra le chiese, che è il versante ecclesiale di quello che ormai è la cultura anche civile, no? Che ogni realtà deve collegarsi con un'altra realtà per rimanere giovane, per aprirsi a quella che è la dimensione della giustizia e quindi della costruzione della pace. In effetti l'incontro di domani è proprio un focus, no? Sulle esperienze concrete con Caritas un po' in giro ovunque. Ecco, questo è un po' lo stile della Chiesa udinese che attraverso la Caritas diocesana e il centro missionario è in contatto con i propri missionari, cioè quelli di origine friulana, e quindi vanno dalla problematica dei rifugiati del Myanmar, dove abbiamo un Don Livio Maggi, abbiamo una presenza concreta molto interessante in Etiopia, nella diocesi di Mdibir, dove cerchiamo di fare in modo che quella diocesi, quella eparchia, come la chiamano loro, sia in grado di poter costruire come a Cividale, il Civiforum, no? Una scuola di arti e mestieri. Poi abbiamo in Georgia, dove da tanto tempo ormai siamo in contatto per la formazione di bambini della strada, quindi sono presenti con le direttrici della Caritas e le sue aiutanti di Tbilisi, della Georgia, sono presenti la direttrice della Caritas di San Martín in Buenos Aires con il vice direttore e gli altri ci contatteranno attraverso Skype, e poi avremo anche l'opportunità di dire due parole su come siamo in partenariato con Gorizia, con Diocesi, per vedere di come si dà una risposta alle persone in disagio psichico, che evidentemente sono in Africa, sono legate con le catene e quindi c'è proprio una liberazione fisica. Vorremmo in qualche modo sensibilizzare su questi temi e dire che la nostra vita è sempre in collegamento col mondo. Ecco, un anticipo dell'evento di domani è la visita di oggi qui alla Civiforum a Cividale. Sì, perché riteniamo che l'apprendimento al lavoro sia una delle opportunità, delle offerte più interessanti per i giovani, per le generazioni che cercano di entrare nel mondo del lavoro e nella società. Per cui questa esperienza, questa realtà del Civiforum legata in maniera abbastanza significativa con la diocesi, anche se in una forma autonoma, è il luogo dove uno può apprendere non tanto per copiare, ma per vedere lo stile, come si può avviare di concerto con lo Stato, no? Quello che non è solamente il percorso scolastico, ma anche quello dell'apprendimento del lavoro. Siamo in chiusura, l'informazione ritornerà in diretta alle 16:30. Grazie per l'attenzione e buona giornata.